Bene, ringraziamo il socio Giovanni Tomasi per la bella presentazione. Inviterei sul palco Giorgio Zoccoletto, il quale terrà una relazione sul felice transito di Enrico III, re di Francia, nella Trevigiana. In Polonia il re si eleggeva come il Papa, veniva scelto da una commissione e restava sul trono fino alla morte senza diritto di successione. Tanto successe anche ad Enrico d'Angiò, figlio cadetto del defunto già Enrico II di Francia e di Caterina de' Medici. La scelta capitò molto opportuna perché il ventenne principe si era insanguinate le mani nella strage degli Ugonotti nella notte di San Bartolomeo e il suo allontanamento doveva favorire la pace in Francia. Ma dopo un breve periodo di regno a Cracovia venne a morire il fratello suo Carlo IX senza discendenza. Allora la madre regina chiamò alla successione il cadetto, che fuggì in modo venturoso con pochi compagni e, benché tallonato dagli elettori, entrò nei territori degli Asburgo e chiese alla Serenissima il permesso di attraversare lo Stato Veneto per raggiungere più sicuramente il nuovo regno con il titolo di Enrico III. Il governo veneziano gli mandò subito incontro il segretario del Senato, il vice Burrizzo, incaricato di prendere i primi contatti al confine di Pontebba. Ordinò al luogotenente della patria del Friuli, Giovanni Mucenigo, di formare un corteggio di nobili e di guardie per la sicurezza del viaggio. Venne subito dopo creata una delegazione di 4 prestigiosi esponenti dell'alto patriziato per raggiungere ed accompagnare l'ospite con il massimo degli onori. Gli ambasciatori prescelti furono Andrea Badoer, Giovanni Michel, Giovanni Soranzo e Giacomo Foscarini. Essi ebbero l'incarico di seguire l'ospite giorno e notte e di tenere informato il governo su quanto andava accadendo ora per ora. Questi dispacci li consegno per gli atti e adesso io li riassumerò per quel periodo passato nelle aree nostre. I dispacci, i 4 ambasciatori, si davano il turno 6 ore l'uno, si davano il turno di maniera che coprivano tutte le 24 ore del giorno del viaggio da Pontebba in seguito. I 4 ambasciatori organizzarono la spedizione facendo base a Mogliano, dove fu allestita una lussuosa e comoda carrozza che è disegnata e si trova al Correr con 4 bellissimi cavalli leardi. Imboccato il terraglio, il corteggio andò via via aumentando perché si mossero anche altri principi italiani ed i primi che giunsero furono Alfonso II d'Este, duca di Ferrara, ed il duca di Nevers, e via via arriveranno gli altri principi italiani. Attraversato velocemente il Friuli, il corteo giunse a Sagile il 13 luglio 1574 ed Enrico fu ospitato con grande splendore in casa di Giacomo Ragazzoni, dove ci sono gli affreschi. Ci fu una festa da ballo che durò tutta la notte e il re si invaghì in quell'occasione di un ballerino, certo Antonio Finetti. Conosciuti i gusti del re, il governo veneziano ordinò subito al proprio residente che a Milano fossero scritturati i Gelosi, una compagnia teatrale allora molto famosa. Ma gli ambasciatori si trovarono nelle angustie perché l'ospite chiedeva ripetutamente ghiaccio, siamo in luglio, per spegnere l'arsura del clima torrido. Il vino servito infatti non lo gradiva. Scrissero allora una lettera circolare ai rappresentanti di tutto il territorio perché procurassero quel refrigerio. Il podestà capitano di Treviso, a stretto giro di posta,
Li assicurò dicendo che nel Trevisano le acque erano fin troppo fresche ed il desiderio di acqua ghiacciata sarebbe stato accontentato. Da Sacile il tempo cambiò improvvisamente la mattina dopo del 14 luglio, quando la comitiva lasciò Sacile per dirigersi a Conegliano. Le truppe della famiglia Savorgnan cedettero nel passaggio il posto a quella del condottiero Guido Brandolini e alle 4:30 del pomeriggio, sotto l'infuriare del maltempo con fulmini e tuoni, si giunse a destinazione. Prima dell'abitato erano stati eretti 2 pilastri piramidali alti 24 piedi con gli stemmi di Polonia, di Francia e di Angiò. Alla porta del Monticano c'era il podestà e capitano Gasparo Bragadin, attorniato da 50 nobili. Cominciarono i colpi a salve dell'artiglieria sparati dalla rocca di Coderta. Lungo il borgo di Santa Maria delle Grazie si assiepava una gran folla anche di nobili, bellunesi e feltrini, e primeggiava per splendore la famiglia Collalto. Per ripararsi dalla pioggia, il re entrò direttamente in carrozza nell'androne di Palazzo Sarcinelli e si affacciò più volte dal balcone chiamato dagli evviva. La cena fu splendidamente offerta dal padrone di casa Giovanni Sarcinelli e tutte le famiglie preeminenti ospitarono i personaggi del corteggio, circa 300 persone del corteggio. La mattina seguente del 15 ci fu una messa solenne a Santa Maria Nova e, continuando il maltempo, il re restò in palazzo Sarcinelli occupato tutto il giorno in colloqui con Monsieur du Ferrier e con Paolo de Foix, ambasciatore, quest'ultimo, di Francia presso la corte pontificia. I due erano stati inviati dalla regina madre per prendere in consegna il principe e per difenderlo dalle lusinghe dei malintenzionati. In sostanza Enrico III, molto fragile di carattere, era già entrato invischiato in promesse e tutti lo adulavano e tutti gli strappavano qualcosa. I Savoia, per esempio, a Conegliano gli strapparono la base militare di Pinerolo. La madre, donna dei Medici, che sapeva il carattere, conosceva il carattere del figlio, li manda a questi 2 diplomatici perché lo ingabbino, proprio lo mettino in gabbia, che non faccia sciocchezze, perché pressato dal corteggio. I 4 ambasciatori erano intanto nella disperazione per le notizie che arrivavano dalle sponde del Piave. Il fiume si era ingrossato ed aveva travolto il ponte provvisorio che il podestà e capitano di Treviso si era impegnato di costruire. L'opera era stata affidata al camerario, l'addetto alla Camera Fiscale Francesco Bembo, ed era quasi perfettamente eseguita subito a valle di Nervesa, come si era fatto al tempo dei passaggi di Carlo V e della regina Bona. La furia delle acque, in piena, aveva però travolto il cantiere. C'erano delle barche in sostituzione, ma non si voleva mettere a rischio le persone del re e dei notabili. In attesa del completamento del ponte, gli ambasciatori organizzarono con i nobili trevigiani Antonio Arzoni e Alberto Castelcucco la cerimonia del passaggio per Treviso. Diedero disposizioni anche a Mestre perché le strade fossero spazzate, i portici fossero ornati da ghirlande di fiori, fossero preparate delle panche con cuscini in attesa, per sostare, in attesa dell'imbarco sul Canal Salso. Finalmente il ponte sul Piave fu completato anche per l'aiuto dato di notte dal colonnello Valerio Chieregato con i militari di Conegliano. Era lungo il ponte 65 passi, costruito sopra gabbioni con 2 archi trionfali con gli stemmi del re, statue allegoriche e scritte magniloquenti secondo la scenografia ideata da Andrea Palladio. Il corteo partì quindi da Conegliano, fatto il ponte, partì quindi da Conegliano, ma prima di lasciare la città il re volle consegnare all'ospite Giovanni Sarcinelli il collare del Santo Spirito, ordine cavalleresco di sua recente costituzione, per ricordare che nel giorno di Pentecoste era diventato sia re di Polonia e poi re di Francia.
Prima di arrivare alle rive del Piave, la comitiva fu raggiunta di corsa dai domestici e delle famiglie cornelianesi che non volevano tenere le mance lasciate sotto i piatti dagli ospiti. Oltre il Piave c'erano i podestà di Treviso e di Oderzo con 50 gentiluomini a cavallo. Ci si diresse quindi verso Sant'Artebio, dove il re scese dalla lussuosa carrozza per salire su un cavallo splendidamente guarnito che si inginocchiava quando doveva essere montato. Alla porta di San Tommaso c'era una folla di preti con il vescovo Giorgio Cornaro che, sebbene azzoppato per la gotta, aveva voluto partecipare alla cerimonia di benvenuto. Il corteo passò sotto baldacchini dorati, passò al Duomo per una funzione di ringraziamento e quindi entrò nel fastoso palazzo Bressa, posto sul sagrato della cattedrale, dove c'è la fondazione Benetton, dove c'era il tribunale. Il giorno 16 successivo, dopo una messa solenne a San Francesco, si prese il terraglio e si giunse a Mestre. Sull'imbarcadero del Canal Salso erano predisposte le barche per il traghetto. Una folla di senatori aspettava l'ospite e c'erano pure 40 valletti in uniforme scelti tra la miglior gioventù messi a disposizione del re. Il primo alloggio fu stabilito a Murano, in attesa che il cerimoniale si avviasse a Venezia, ma durante la notte il re volle andare con qualche amico a fare un giro in gondola per vedere le meraviglie della città. L'iniziativa irritò non poco gli organizzatori, ma non rovinò affatto i successivi festeggiamenti che fecero della visita di Enrico III la visita di Stato più famosa della storia veneziana, tanto che Paolo Veronese la raffigurerà nel più grande telero del mondo, Gran Telero della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale. Dopo la visita a Venezia, Enrico raggiunse la Francia, dove, dopo un breve regno, morirà accoltellato da un frate. Grazie. Bene, io approfitterei prima di fare l'intervallo per chiedere se, visto che sono presenti anche ancora i relatori, se qualcuno possiamo dedicare 5 minuti per le domande prima dell'intervallo, se qualcuno ha qualche curiosità. Prego. Io vorrei sapere, siccome ho letto che al passaggio di Enrico III da Conegliano nel 1574 c'è stata un'organizzazione di notabili che hanno provveduto a far scorrere del vino dalla fontana, che adesso è dei cavalli ma allora non era dei cavalli perché non era fatta così, e quindi siccome lei non l'ha citato volevo sapere se è una favola oppure se corrisponde a una realtà storica, ecco. Ho i miei dubbi, comunque è suggestiva l'immagine. Ho i miei dubbi perché nei dispacci dei 4 ambasciatori non c'è particolare, che io ho riassunto per dare un po' di vivacità, non c'è particolare che ritengo io non sia sfuggito, perché si possono contare i passi proprio del re e dei suoi, e tutti gli avvenimenti, anche i più di prurigine, anche sono narrati, e quindi un avvenimento così eccezionale sarà vero, non lo so, le mie fonti non ne parlano. E soltanto adesso, ma qui lo dico e qui lo nego, su quella fontana, per dire se sia vera o se sia falsa la notizia, su quella fontana mi sembra che sia stata attivata dopo che i gattoli, la raccolta tutte le goccioline d'acqua del colle di Conegliano sia venuto nel primo avanzato 600 e abbiano creato quella fontana, che ci sarà stata.
Ma sto arrampicandomi sugli specchi, si rende conto. E c'è un particolare che mi viene adesso, più che la fontana, per la vasca, perché avevano fatto la vasca per contenere acqua per gli incendi e per alimentare, perché ci fosse sempre l'acqua nella vasca, e avevano fatto un impianto su tutto Conegliano, su tutta la collina dal castello fin giù, di raccogliere anche le goccioline più piccole, anche le goccioline d'acqua. Però mi informerò e se posso rinviare, posso. C'è, penso, nella biblioteca, nell'archivio di Conegliano senz'altro, quella raccolta di documenti fatti sulla fontana che ho fatto per qualche anno fa, se lo può vedere, ma non mi vengono in mente le date. Comunque in questo episodio qui lui poi è collegato a Venezia quando lui si fa la notte con Veronica Franco. Ne ha fatte di tutti i colori. Sì. Ne ha fatte di tutti i colori, perché io mi sono limitato, perché penso sia lo scopo, a raccogliere i dispacci dei 4 ambasciatori, e sa cosa vuol dire raccoglierli, e raccogliere i dispacci, perché su Enrico III penso che sono un fiume di carte, di particolari, di supposizioni, di interventi, di pittori, di personaggi di tutti i colori. È avvenuto tutto in sostanza. E dato lo scopo del convegno ho preso solo i dispacci e solo per quelle ore passate nella terra del trevigiano in sostanza, perché altrimenti è un romanzo che non finisce mai, veramente. Se non ci sono altre domande facciamo un coffee break fino alle ore 11. Grazie.